Avete mai visto un televisore a colori da 1000 pollici? Ecco, questo è il centro vitale di un televisore a colori. Qui abbiamo applicato la protezione Chrono System CGE. Qui no, basta uno sbalzo di tensione. Vedete cosa può succedere senza una protezione come Chrono System? Chrono System CGE protegge più a lungo la qualità del colore anno dopo anno. Te la do io la cura. Sì! Vai, vai! Sì, ragazzi! Stiamo avendo un successo! Fermi! Stiamo avendo un successo! Che ci scrivono da tutte le parti! Ci scrivono da tutte le parti. Ho qui una lettera della signora Pina che voglio leggervi. È arrivata via aerea. Dunque, caro Grillo, sono preoccupatissima per mio figlio Ughetto. Fa ridere, si chiama Ughetto? Vabbè, si chiama... Lo cambio. Sono preoccupatissima per l'altro mio figlio Paolino, va bene? Perché è di una timidezza sconvolgente. Tutte le volte che passa vicino a uno specchio si guarda e dice "oh scusi". Ora vorrei sapere se c'è una cura e nel qual caso me la dica, se c'ha speranze Pino e Ugo. Dunque, cara signora Pina, per la timidezza non c'è cura. Anzi, l'unica cura che io voglio consigliarle è che è bello vedere una persona timida oggi. Perché non esiste più, poso qui la lettera, vedeste che busta che c'ha questo. C'ha un'aquila, va bene. Dunque, la timidezza è anni che non si vede più in giro il timido classico. Lo vedete voi in giro? Dove è andato a finire quello che veniva rosso? Non esiste più, non c'è nessuno. Una volta andavi lì, come va? Io non lo so, lei cosa dice? Fai schifo, sì, faccio... Oggi sono tutti aggressivi. Amanda Lear recentemente su una rivista si è fatta fotografare con aveva degli spacchi, e ha dichiarato sono una ragazza chiusa. Iglesias lo stesso, ha detto Iglesias è uno dei mostri sacri, è il cantante, quello che ha fatto innamorare tutti. Io avevo una cassetta di Iglesias, l'ho messo nella macchina e... è rimasta incinta la macchina perché è troppo. Poi c'è stato il timido, fermi, il timido oggi che è Valanzasca ha pubblicato su un settimanale, ha dichiarato Valanzasca: sono un ragazzo timido, avevo degli amici introversi e insieme abbiamo fatto delle timidezze in giro. Ecco chi è oggi. Io sono timido perché vi dimostro questa aggressività, che vengo in televisione, mi agito, parlo, e in effetti sono timido magari con una donna più alta di me. Quando una donna è più alta dell'uomo, l'uomo va un po' in crisi, è vero sì o no? Perché se è alta, sai, ciao, come va? Se è piccola, vieni qua, dai! E generalmente è molto più timido l'uomo della donna. Guardiamo il comportamento da nudi, l'uomo è già più imbarazzato da nudo. La donna invece la vedi al mare, sai? E l'uomo nudo, sai, sta attento a come si deve muovere. Ci sono dei problemi. Magari sei lì nudo con la tua compagna nuda sul lettino così, magari lei ti dice: caro, prendimi le Marlboro laggiù. C'ho le MS qui. Perché ti dà fastidio alzarti che lei ti veda dietro. Perché non sei mai sicuro dell'espressione che c'hai dietro. Davanti una bestia. Sai, davanti, cosa vuoi? Da voi, ma dietro, siamo terrorizzati dalle pieghettine. Ecco. Una volta non esistevano queste, una volta il timido era timido, c'era il timido che scriveva alla rubrica Cuori solitari. Ve lo ricordate quello che scriveva? Sono una mammoletta. Vorrei per cortesia se mi mandaste una fotografia anche di una donna così, alla sera me la carezza un po'. Oggi invece scrivono allo psichiatra: mi aiuti dottore, non ce la faccio più. Tutte le volte che sono insieme a una donna mi prende una crisi di timidezza che la prendo e la strapaccio tutta, la butto per terra. E chi è oggi il timido vero? Il timido vero è lui, è il camionista. Tu sorpassi un camion, il camion ti risorpassa, ti chiude, scende un camionista con delle braccia così, prende il cricco, ti sfascia la macchina. Cosa gli vuoi dire? Timidone. È un timidone, ecco chi è. E anche i grandi
autori, grandi personaggi, gli stessi fumetti. I nostri beniamini dei fumetti sono dei timidoni. Avete presente Tex Willer? Ve lo ricordate Tex? Tex, ve lo ricordate? Sì, Tex, quello di Kit Carson, che sempre sparavano, no? E Kit Carson diceva attento Tex ai moscerini di piombo. Lui faceva, penso dove sono i moscerini? Zip, 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 tutte le pallottole, e lo ferivano sempre alla tempia Tex. Era quello che entrava nei bar, pago da bere a tutti hip hip per Tex Willer. E Kit Carson, a me una montagna di patatine e una bistecca grossa come un macigno. Facevano tutte queste. E Tex, adesso quanti anni avrà? Quanti anni avrà? Una cinquantina. Quante volte è stato con una donna Tex? In 50 anni? Una. E gli è nato anche un figlio, Kit. Pensa alla sfortuna che c'ha quella lì. Un figlio, pensa a te. E sempre c'è una donna Apache che insegue Tex Willer e dice Tex fammi qualcosa, papà non c'ho tempo, papà, Tex fammi qualcosa, è 10 volumi che ti inseguo, io ti amavo da quando costavi 20 lire che eri una striscia, ti ricordate? Poi è venuto Superman, Rainbow Kid, Superman, anche lui con le donne com'è. Che è lì Superman, sempre lì, Superman, e c'è quella giornalista che quando è Clark Kent va lì e gli dice senti per piacere io so che sei Rainbow Kid. No, io non sono Rainbow Kid. Non sono, fammi qualcosa, no. Una volta ho visto di un fumetto che lei era su un cornicione che le diceva se non mi fai qualcosa mi butto di sotto. Lui arriva lì, la prende e dice fammi qualcosa, adesso no. E gli ha fatto fare 3 giri del mondo. Il massimo della depravazione di Rainbow Kid. E Batman, lo leggete Batman? Quello che ha la Batmobile, che la posteggia nella Batcaverna, che un giorno vede una donna, è andato lì con la Batmobile, ha tirato giù il Batfinestrino, e ha detto guarda che bei bat ribaltabili che c'ho. Ha tentato di darle un Batbacio e lei ha detto cosa mi prendi per una battone? Aia! Quindi guardate e pensate a quello che vi dico. Adesso estraiamo la massima da Ugo, la massima di questa volta fa pensare molto. Il denaro non dà la felicità, ma puoi comprare tanti di quei tranquillanti che poi non te ne frega più niente. Ciao a tutti, grazie! Ciao! Scusi, si è fatto la barba? Sì, e bene anche. Provi a radersi di nuovo con Braun Micron 2000. Sente come dolce? Eppure guardi. Però, me lo lascia? Micron 2000, il miglior rasoio Braun. Styler Set Brown, così facile, così veloce.